E buona domenica delle Palme da questo borgo siciliano. Siamo in provincia di Messina, questa è la Valle del Fitalia e siamo a San Salvatore di Fitalia. E oggi, in occasione di questa giornata, si svolge una processione particolare perché in occasione della Domenica delle Palme vengono portati in processione due santi, San Calogero e Sant'Antonio da Padova. Quest'ultimo lo vediamo qui proprio in questo passaggio. E tra poco vedremo anche il simulacro di San Calogero, il patrono di questa cittadina, che questa sera ospiterà anche la Via Crucis. Vediamo qui già alcune scene pronte per la bellissima Via Crucis che si terrà questa sera. Assistiamo al passaggio dei due santi e fateci sapere anche da dove ci state guardando in questa giornata di festa. Intanto rinnoviamo il nostro augurio di una buona e serena Domenica delle Palme, naturalmente anche una buona settimana santa. Abbiamo visto proprio il passaggio di Sant'Antonio da Padova, molto venerato in tante cittadine della Sicilia, ma anche fuori regione, un santo molto amato. E adesso San Calogero, che qui è il patrono. Naturalmente la banda musicale anche al seguito. Ciao Carmela, ciao Agatha, ciao Melina, ciao Peppina. Fateci sapere da dove ci guardate, anche scrivete nei commenti quali sono le tradizioni pasquali del vostro comune. Ecco qui rami di ulivo benedetti, con le palme intrecciate. E San Calogero, il santo nero di questo borgo siciliano che fa parte del circuito turistico della Sicilia. Ecco il sindaco dietro il simulacro. Adesso il suono della banda musicale, noi vi mandiamo un grande abbraccio da San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina, uno dei comuni del circuito turistico della Sicilia, e vi invitiamo qui in questo borgo tutto l'anno e in particolare anche in questa giornata, perché la domenica visiterà la Via Crucis, che seguiremo anche con le telecamere di Bella Sicilia e Onda TV, quindi ritornate in pagina per vedere tanti altri video e foto. Ancora buona domenica delle Palme. Ciao Nicola, ciao Vincenzo, ciao Rosalia. Adesso i due simulacri si prestano a percorrere questa salita, sarà un momento faticoso.
Adesso è il momento della benedizione. Qui a San Salvatore di Italia si tiene anche la processione poi del Santo Patrono, con un pellegrinaggio che vede arrivare in questo borgo tantissime persone, tantissimi fedeli a piedi dai comuni dell'Interland. Buona Domenica delle Palme ancora da San Salvatore di Italia.